Non sarà facile avere Udine dentro quei 5 stadi che rappresenteranno poi la nostra opportunità. Probabilmente non si giocheranno gli europei, ma sicuramente questa città ha dimostrato di essere matura e all'avanguardia rispetto a tante altre, anche più grandi. Ci eravamo lasciati così non più tardi di qualche settimana fa, quando il ministro dello sport Andrea Bodi, in visita a Udine, aveva praticamente azzerato le speranze di vedere lo stadio Friuli Blue Energy Stadium tra le sedi del prossimo Europeo 2032, che sarà organizzato dall'Italia insieme alla Turchia. Lo ha ricordato il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino, ribadendo però la disponibilità della società friulana ad aumentare la capienza se questo servisse a raggiungere un obiettivo a quanto pare ancora non del tutto sfumato. Ora, poter arrivare, poter modificare, implementare il nostro stadio e portarlo al minimo della capienza necessaria per poter partecipare a questa competizione è un aspetto che è fattibile da un punto di vista tecnico e sostenibile anche da un punto di vista finanziario. Noi siamo a disposizione, vedremo la federazione che valutazioni faranno, che chiaramente va da sé che saranno anche delle valutazioni, proprio perché il numero degli stadi sarà ridotto della metà, saranno anche legate alla capienza, e quindi va da sé che cercheranno di dare priorità agli stadi più grandi. Noi comunque saremo a disposizione se lo vorranno. Al suo fianco il presidente della regione Massimiliano Fedriga rilancia, facendo capire come il capoluogo friulano si farà trovare pronto qualora si verificasse la possibilità ghiotta di subentrare ad altri impianti non a norma. Anche se è qualche stadio grande che ha qualche difficoltà, quindi cerchiamo di sederci in mezzo.